Oggi presentate e depositate in Cassazione le firme per il referendum sulla legge elettorale, ne stiamo parlando qui questa sera. Vi ricordo, se volete dirci la vostra opinione, il numero telefonico è il 348 7745 096, ma dicevo, per interpretare un po' il sentire dell'elettorato c'è stata l'indagine di Queris. Saluto Giorgio De Carlo per essere tornato anche quest'anno a tenerci compagnia. Vogliamo dire qualcosa, Giorgio? Buonasera. Sì, innanzitutto, considerata la complessità dell'argomento, abbiamo ritenuto di cambiare questa volta il registro. Abbiamo fatto delle domande precise a cosiddetti testimoni privilegiati, quindi rappresentanti del mondo delle associazioni e giornalisti, alcuni politici sia di destra che di sinistra, gente che probabilmente secondo noi rispetto all'argomento, diciamo, era molto più ferrata e avrebbe potuto dare delle risposte che vanno al di là del senso comune. Le domande sono state sostanzialmente tre. La prima era questa: a suo parere l'attuale legge elettorale... Per vedere la slide, la 1? Scusate, la numero 1. L'attuale legge elettorale ha funzionato bene o male nel dare stabilità al Paese? E le risposte sono che il 60%, 59,1% ha detto di no, il 29% ha detto di sì e l'11%... Quindi per il 59% non ha funzionato. No, secondo il 60% non ha funzionato. Rieccoci in studio per tornare a discutere di sistema elettorale. Torniamo al sondaggio di Queris. Sì. Torniamo proprio a bomba, perché si stava parlando adesso di vantaggi del sistema proporzionale, nostalgia del proporzionale o quant'altro. Ecco, abbiamo posto proprio questa domanda, ed è la slide numero 2, in cui abbiamo chiesto ai nostri intervistati se sarebbero favorevoli o contrari al ritorno al sistema proporzionale. E le risposte in questo caso sono molto favorevoli al ritorno proporzionale. La percentuale dei comunisti. No, ma sei in azzurro. Guai che aveva messo l'azzurro, Schiavone aveva messo l'azzurro sui favorevoli. Vorrei soffermarmi un momento sulle motivazioni, molto velocemente, perché soprattutto per quanto riguarda chi è favorevole al ritorno al proporzionale, adducono come motivazione che dà la possibilità all'elettore di scegliere il candidato che meglio lo rappresenta, mentre invece fra chi è contrario, fra il 24% che è contrario al ritorno proporzionale, ritiene che l'attuale sistema garantisce una maggiore stabilità di governo o rispetto al precedente impedisce spostamenti di partito dei membri. Sulla legge elettorale l'ultima domanda, Giorgio? Sì, l'ultima domanda è la slide numero 5, in cui abbiamo chiesto se credono opportuno i nostri intervistati cambiare il sistema elettorale prima delle prossime elezioni politiche nazionali. E in effetti qui sono d'accordo con l'onorevole Dussin, proprio compare un po' l'aspetto emotivo di tutto questo, cioè il fatto che comunque un 62% delle persone che abbiamo intervistato ritiene che questo sistema vada cambiato. Quindi voglio dire un rapporto emotivo che nasce dal fatto che questo sistema elettorale è ritenuto inadeguato, ma restano appunto forti perplessità su quale sia quello migliore in assoluto.